Centrale della giornata, la sesta corsa è il premio Zambuco LG con una dotazione di 11.000 euro. Cavalli di ogni paese, di 5 anni e oltre, categorie B e C, corsa internazionale. Sono 7 i pretendenti alla vittoria di questo centrale della giornata e li andiamo ora a presentare mentre la macchina è già sotto al minuto per la partenza, quindi per richiamare i cavalli allo stacco. Il favorito è Burraio P che parte con il numero 4, sferrato agli anteriori, come lui Demon di No e Cocis MP. Mentre invece abbiamo come controfavorito Clickbait con Antonio Di Nardo che parte dal numero 6. Quindi abbiamo con il numero 1 Dorotea VP dell'Annunziata, e con il numero 2 By the Book Ciro Paragliola, con il numero 3 Cocis MP Manuele Matteini, con il numero 4 Burraio P Roberto Vecchioni, con il numero 5 Dolly F Riccardo Pezzatini, con il numero 6 Clickbait Antonio Di Nardo a chiudere la prima fila, con il numero 7 Demon di No con Lucio Becchetti. Dicevamo appunto Burraio P è atteso dagli scommettitori, è il cavallo più appoggiato, quindi a 2,30 in questo momento. Il controfavorito Clickbait che parte dal numero 6, appunto sferrato agli anteriori. E poi abbiamo Cocis MP, comunque molto considerato, a 5,50 come quarta opzione. Prima dei cavalli in doppia cifra, diciamo di quota, abbiamo Dorotea che parte dal numero 1 con VP dell'Annunziata. La macchina ha raccolto i concorrenti che si stanno già allineando, leggermente discosto rispetto all'area dell'autostart abbiamo Dorotea dal numero 1, per il resto diciamo che siamo già pronti per il lancio quando la macchina percorre gli ultimi metri della curva e sta per inserirsi nella retta delle tribune per il lancio di questa corsa centrale dall'ippodromo Arcoveggio. Partono i cavalli, velocissimo da fuori dal numero 6 Clickbait che prova a superare Burraio P. Burraio P ovviamente si impone, questo era il tema della partenza. Clickbait ci prova, se parlano lui e Antonio Di Nardo e Roberto Vecchioni, e Burraio P rimane davanti. Antonio Di Nardo prova a parcheggiare in seconda posizione, operazione che riesce. Terzo è rimasto in corda By the Book con Ciro Paragliola 14-1, un bel avvio, un bel abbrivio di questa corsa, e Burraio P ha deciso di mantenere la leadership di questa corsa e ora si sono tutti messi ovviamente in fila indiana e si prenderà un po' in mano per respirare, quindi portare il cronometro a proprio favore per Roberto Vecchione. 15,2 la retta delle scuderie, 29,3 sono i 400 metri percorsi e dal fondo qualcuno si muove, ma nulla fondamentalmente cambia di importante quando arriviamo ai 600 metri in 45,3. Roberto Vecchione in controllo, dietro di lui abbiamo appunto Clickbait che segue dopo la partenza e ora muove Cocis MP che quando arriviamo al paletto degli 800 metri affianca Clickbait, e paletto in 1 minuto e 8, e davanti c'è sempre Roberto Vecchione che modera l'attacco, l'arrivo di Cocis MP in terza ruota non ha di per sé cambiato l'andatura della corsa, 15,5 l'ultimo parziale e ora andiamo a 1,16 per il chilometro. Rimane in controllo Burraio P che ora prova ad accelerare, siamo nel momento a 500 metri dall'arrivo, Cocis MP rimane a destra, Clickbait attende gli eventi in seconda posizione della corda e poi tutti gli altri che attendono un eventuale momento favorevole per lanciare il loro speed. 14,3 si è andato nella retta delle scuderie e ora ancora altrettanto nella curva. Roberto Vecchioni è sdraiato per mantenere il suo e dargli il via solo quando sarà il momento necessario. Ora che siamo in retta d'arrivo, 14,3 per la curva, Burraio P prova a difendere la prima posizione, Clickbait ci prova dall'interno, Cocis MP non sembra efficace, Burraio P se la porta a casa davanti a Clickbait, 13,7 per chiudere la corsa, 1,13,7 e anche la media chilometrica di questa corsa centrale che Burraio P si è aggiudicato riuscendo a rimanere davanti al via, quindi anticipando l'azione di Clickbait, e questi due cavalli sono il primo e secondo arrivato di questo centrale del premio Zambuco LG. Guardiamo ancora in slow motion il primo Burraio P, secondo il numero 6, poi abbiamo il numero 3 di Cocis MP e poi al quinto posto il numero 7, al quarto è coperto, dovrebbe essere il numero 5 di Dolly F. Quindi vince Burraio P, Roberto Vecchione per Manuele Matteini, la proprietà del signor Aldo Puccetti per questo maschio male di 9 anni da Ghiaccio del Nord e Ostria Antica.